Il fortunale di questa notte, la piovosità, ma soprattutto il grande vento ha creato non pochi danni in Veneto, a iniziare dal Veneto orientale, da località, da comuni come Portogruaro, Concordia e molto altro ancora nel Veneto orientale, per poi passare alla provincia di Treviso, soprattutto nella sinistra Piave e nelle località in particolar modo di San Polo di Piave, Cimadolmo, il Coneglianese e Vittoriese, ed infine ricordiamo anche la provincia di Vicenza. Sono state circa 350, forse 400 le chiamate ai vigili del fuoco, molti alberi caduti, qualche tetto divelto e danni soprattutto anche in particolar modo all'agricoltura, che ha visto vigneti e frutteti letteralmente rasi al suolo. Ho già dato disposizioni alle strutture della regione, quindi in particolar modo a VEPA e tutti i servizi ambientali e la protezione civile, di essere sul territorio a fianco ai cittadini. Ringrazio la protezione civile, ringrazio tutti i volontari, i vigili del fuoco per questo lavoro che stanno facendo. Ho dichiarato lo stato di emergenza, per cui si avvia la procedura per l'accesso ai fondi del Fondo per la Protezione Civile a livello nazionale nel momento in cui ovviamente avremo censiti i danni. E continuiamo ovviamente a monitorare, visto considerato che nelle prossime ore, ancora nelle prossime 24 ore, il tempo, il meteo non ci dà stabilità, quindi potrebbero esserci ancora dei fenomeni isolati.